Istituita una commissione di esperti da Veneto Strada per indagare sull'incidente che ha isolato la città sfiorando la tragedia. Tra le ipotesi l'indebolimento delle fondazioni del pilone a causa dei cantieri del tram. La stabilire già nella prenotazione al CUP le ore in regime intramedia, calcolando il tempo da scalare all'orario del medico. In regime pubblico la proposta del governatore. Lo scorso ottobre fecero scoppiare un ordigno davanti alla casa di un imprenditore trevigiano, arrestati esecutore e mandante, quest'ultimo è il prozio della vittima, la faida economica all'origine dell'attentato. Solo l'autopsia in queste ore potrà fugare ogni dubbio sulla tragica morte del 14enne trevigiano trovato senza vita dalla madre in casa e il paese sotto shock. Dal meno 40 sotto zero della conca vicentina di Campoluzzo alle temperature gelide nelle città, il freddo siberiano è arrivato, il caos neve a Roma ha avuto effetti pesanti sulle linee a lunga percorrenza anche in Veneto. Inizia l'ultima settimana di campagna elettorale verso l'appuntamento del 4 marzo, stasera torna a ring, la politica alle corde, ospiti, collegamenti e dibattito per lo sprint finale di liste e partiti. È arrivata in Kenya la 93enne vicentina finita all'attenzione nazionale per la scelta di partire in missione ed aiutare i bimbi di un orfanatrofio. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito ora dai titoli, una commissione di esperti costituita in mattinata da Veneto Strade indagherà sulla dinamica del rovinoso incidente di ieri sul Ponte della Libertà, tra le ipotesi quella di un indebolimento delle fondazioni del pilone crollato causata dai cantieri del tram. Sentiamo. Chiaramente la causa non può essere il vento. Il vento avrà contribuito, però non è una cosa che può succedere, insomma, che deve succedere per un vento per quanto importante, per quanto forte. Passata l'emergenza, ora la priorità è stabilire la verità sul clamoroso incidente di domenica che ha visto un pilone della segnaletica stradale crollare di traverso al Ponte della Libertà lasciando Venezia isolata per 8 ore. Eventuali responsabilità saranno accertate dall'inchiesta aperta dalla Procura Lagunare. Nel frattempo Veneto Strade, società che gestisce il ponte, ha avviato un'indagine interna. Abbiamo nominato questa mattina una commissione di verifica composta da me, dal dottor Franco qui di Veneto Strade e dal professor Modena, che è ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università di Padova, quindi un grosso esperto. La commissione di verifica dovrà verificare e capire i motivi per cui è crollato questo portale. Ovviamente la magistratura poi farà quello che deve fare, insomma. Il pilone tranciato si trova ora sotto sequestro giudiziario in un deposito della società che ha potuto effettuare solo un sommario esame visivo. L'impressione è di una debolezza strutturale delle fondazioni, però è un'impressione. La commissione di verifica dovrà verificare se è questa una motivazione e certamente, voglio dire, precedenti non ne avevamo. Una delle ipotesi, al momento lontana dall'essere confermata, è che a indebolire le fondazioni possa essere stato uno dei numerosi cantieri che si sono avvicendati lungo il ponte negli ultimi anni. Poteva essere una tragedia, è stato solo un disastro. Per fortuna sulla viabilità di collegamento tra Venezia e la terraferma con la città lagunare rimasta isolata per un'intera giornata a causa della caduta del pilone sul Ponte della Libertà e alle polemiche sulla carenza dei vigili per assistere le persone rimaste bloccate, risponde l'amministrazione comunale. Sentiamo. Venezia isolata per un'intera giornata, una bufera di polemiche, ma anche un fortissimo sospiro di sollievo per quella che poteva davvero essere una tragedia. Lo testimoniano i primi messaggi di chi si è trovato ieri mattina a passare sul Ponte della Libertà, quando una raffica di vento ha fatto piombare al suolo un pesantissimo pilone della segnaletica stradale, coinvolte entrambe le corsie di marcia più quella del tram, visto che la struttura ha tranciato le linee elettriche. È il caos, ma siamo salvi, scrivono terrorizzati i primi automobilisti che hanno assistito alla scena. Se solo in quel momento fosse passato sotto il pilone numero 70 un veicolo o ancor peggio un bus, si sarebbero contate le vittime. Fortunatamente così non è stato, tuttavia le ripercussioni dell'incidente si sono protratte per tutta la giornata di ieri, ma anche oggi per gli utenti del tram. ACTV ha messo a disposizione delle corse di bus sostitutivi. Quella di ieri è stata una domenica di grandi disagi per chi doveva recarsi o lasciare Venezia. Unica via di collegamento rimasta attiva infatti era la ferrovia.
stazioni di Venezia e Mestre prese d'assalto, treni insufficienti nonostante le navette di rinforzo predisposte da Trenitalia e migliaia di persone bloccate. Non sono mancate le polemiche, soprattutto sulla carenza di agenti di polizia locale, informazioni a passeggeri e cittadini bloccati a Piazzale Roma o a Mestre, polemiche che Cafarsetti rinvia al mittente. Considerato la straordinarietà dell'evento, insomma, avanzare questa pretesa mi pare veramente fare polemiche sterili. Riteniamoci invece fortunati che è andato tutto per il meglio, pur in questo evento negativo che insomma, ha compromesso non solo la viabilità ma anche l'intero sistema di spostamento delle varie persone. È ovvio che abbiamo dovuto spostare le forze verso quello che era il luogo in cui è avvenuto l'incidente. Stabilire già alla prenotazione le ore in regime di libertà professionale alla proposta del governatore Zaia dopo la vicenda dei medici accusati di non aver timbrato il cartellino. Il Centro Unico per le Prenotazioni, il CUP, definisce già quante sono le ore dedicate alla libera professione e già da lì le scala dall'orario di servizio del medico. Quindi abbiamo finita sta storia di andare a timbrare, stimbrare e quant'altro. Stabilire già all'atto della prenotazione al CUP le ore per la prestazione in regime intramenia, calcolando così il tempo da scalare dall'orario di servizio del medico in regime pubblico, all'indomani della vicenda dei 110 medici dell'azienda ospedaliera di Padova accusati di aver dimenticato di timbrare il cartellino per tracciare l'orario della libera professione. Dalla Regione arriva una proposta che intende risolvere una volta per tutte l'annoso problema della distinzione del lavoro medico svolto all'interno del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico e l'attività privata. Spero che le associazioni sindacali e le rappresentanze dei medici accettino questa soluzione e spero che si riesca ad arrivare alla fine, perché abbiamo altro di cui occuparsi piuttosto che stare lì a controllare i cartellini. Per Zaia quella veneta comunque è e rimane un'eccellenza a livello internazionale che non può e non deve essere messa in discussione. I medici sono artefici di 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno in Veneto assieme a tutti i loro collaboratori. Se poi c'è una mela marcia, è la mela marcia, non è tutto il cesto di mele marce. Siamo alla cronaca, tentato dinamitardo all'imprenditore vitivinicolo di Monfumo. I carabinieri hanno arrestato 2 persone, l'esecutore materiale ed il mandante, un parente della vittima. L'episodio era avvenuto lo scorso ottobre nell'abitazione di Simone Rec. Sentiamo. Una questione economica di sapori vecchi di anni e anni. È questa la motivazione che ha portato il prozio della vittima ad organizzare un attentato dinamitardo a casa del nipote, una bomba che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'ordigno in causa è stato assemblato probabilmente da un residuato bellico della Prima Guerra Mondiale con un nuovo tipo di innesco che ha permesso di aumentare la potenzialità esplosiva. Il blitz è scattato all'alba. Una cinquantina di carabinieri supportati dall'unità cinofila e dagli artificieri si sono recati a casa del mandante e dell'esecutore dell'attentato. In arresto sono finiti Attilio Bergamin, 71 anni, di Volpago, lo zio del padre di Simone Rec, la vittima, e l'esecutore Primo Possamai, 51 anni, di Castelfranco, legato a Bergamin da un'amicizia. A casa di quest'ultimo i militari dell'Arma hanno trovato un cospicuo quantitativo di bombe risalenti al primo conflitto mondiale, alcune delle quali con elevata capacità offensiva. Le accuse per entrambi sono gravissime: violazione della legge 895 del 67 relativa alla fabbricazione di ordigni, attentato dinamitardo ed estorsione. Al momento dell'arresto i 2 non hanno detto nulla. I motivi sono da ricondurre a una forte acredine che è esistente fra il mandante e la vittima, derivante da una passata, diciamo, comune gestione di alcune attività economiche che poi erano fallite. Attività immobiliari che Bergamin avrebbe avuto con il papà di Emanuele, attività che poi sono fallite, da qui la decisione di far pagare al figlio le colpe di quello che lui considerava il suo nemico. Insomma, l'anziano voleva colpire il padre del giovane e così nel suo mirino è finito l'imprenditore vitivinicolo. La notte del 3 ottobre l'attentato che ha divelto la porta dell'abitazione, marito e moglie erano a letto ed hanno sentito il boato. Ad inchiodare il mandante e l'esecutore le immagini della videosorveglianza che hanno ripreso la macchina dell'attentatore raggiungere la casa della vittima. Possamai, fra l'altro, è conosciuto alle forze dell'ordine, alle spalle diversi precedenti specifici. Insomma, un attentato per vendetta. Possamai è stato portato in carcere, Bergamin è stato posto agli arresti domiciliari.
Una ferita alla tempia, la chiazza di sangue, sarà l'autopsia a chiarire la causa della morte di Pierpaolo, il 14enne trovato privo di vita nella cucina della sua abitazione a Salgareda. Il silenzio rotto dalle urla strazianti della mamma, a terra con una ferita lacero contusa alla tempia, il figlio 14enne Pierpaolo. Una famiglia distrutta dal dolore ed un'intera comunità sotto shock. Sarà l'esame autoptico a chiarire la causa della morte del ragazzino, fra le ipotesi quella del malore improvviso e la caduta che gli ha provocato la ferita. A trovarlo la mamma, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I vicini di casa che hanno sentito le urla disperate della donna sono accorsi nell'abitazione al secondo piano della palazzina di via Roma. Per il 14enne non c'era nulla da fare. Pierpaolo era molto conosciuto in paese e frequentava spesso la parrocchia. Siamo addolorati, dice il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto. Ho parlato anche con alcune mamme che hanno i loro figli in amicizia con Pierpaolo, e queste mamme sono amiche della signora Sabrina. È stata una tragedia, effettivamente è questo di cui adesso dobbiamo parlare. Dobbiamo stare anche vicini alla signora Sabrina e al suo altro figlio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Il pubblico ministero ha voluto che intervenissero anche gli uomini della scientifica, anche se è stata scartata l'ipotesi che una persona esterna possa essere entrata in casa. Una tragedia immensa che ha bisogno di trovare al più presto delle risposte. Siamo tutti vicini alla mamma di Pierpaolo e all'altro figlio. Un messaggio soprattutto di solidarietà per quanto riguarda la grave perdita che ha subito la signora Sabrina, e soprattutto di vicinanza. Poi penso che ci sarà, perché ne sono sicuro. La mia comunità è molto attenta a queste situazioni e spero intanto che il tempo aiuti a superare questo tragico evento. Salgareda si stringe al dolore della mamma e del fratellino di Pierpaolo. Ed ora il freddo siberiano con il caos neve a Roma, che ha creato non pochi problemi anche agli utenti veneti che si dovevano muovere oggi sui treni a lunga percorrenza, complice la neve che è caduta nella capitale mandando in crisi il traffico su rotaia della stazione della capitale. A catena si sono via via allungati i ritardi delle frecce degli Eurostar. Il numero 8416 con destinazione Venezia Santa Lucia, per esempio, era segnalato in laguna con 282 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a destinazione alle 12:10, performance ancora peggiore dell'Eurostar 9410 delle 12:25 atteso con 345 minuti di ritardo in laguna, e per il 9414 delle 13:25 in ritardo di 319 minuti. A preoccupare ora è il possibile arrivo del ghiaccio. Per questo motivo l'offerta dei servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni, mentre restano attivi piani neve e gelo, spiegano da RFI e Trenitalia. In particolare RFI è impegnata con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete e intervenendo anche con l'ausilio delle ditte appaltatrici. E quindi insomma l'abbiamo sentito, gelo veramente in tutta Italia. A Vicenza temperature a -6, l'emergenza sono i senza tetto. Buran, il vento della Siberia e la sua carezza di ghiaccio. L'Italia è nella morsa del gelo. In Veneto oggi è tornato il sole, ma con temperature rigidissime. -6 a Vicenza. Il record spetta alla Dolina Carsica di Campoluzzo, dove il sensore è sceso al minimo dei 40 gradi sotto zero. Ormai sono evidenti i segnali del cambiamento climatico. Gli esperti profetizzano anomalie meteo sempre più frequenti dovute al riscaldamento globale. A Vicenza i valori al di sotto della media stagionale però dovrebbero durare fino a giovedì 1 marzo, quindi bisogna fronteggiare 4 giorni di gelo pungente. E siccome prevenire è meglio che curare, ieri e stamattina sono stati sparsi 950 quintali di sale su 650 chilometri di strade cittadine, dai sottopassi alle salite fino alle rotatorie, ma anche sulla salita del santuario di Monteberico e nelle zone pedonali del centro storico.
Nelle scuole comunali sono state accese anticipatamente le caldaie già nel weekend, in modo che oggi i bambini potessero trovare degli ambienti adeguatamente riscaldati. Ma l'emergenza è per i senza tetto. La fredda carezza di Buran potrebbe essere letale per chi dorme all'addiaccio. Per questo la Caritas ha messo a disposizione più posti nel ricovero notturno e il comune ha aumentato in via straordinaria il numero dei letti dell'albergo cittadino e nei container di via Battaglione Framarin. Noi le strutture le abbiamo, la possibilità c'è, quello che si dice appunto anche ai cittadini di segnalare eventualmente, e poi ci sono i numeri d'emergenza che dico sempre sono quelli poi i primi, quelli H24, quindi 113, 118, ecco, noi come comune però insomma abbiamo poi la nostra modalità di aiutare. E mentre Buran mette in freezer questa settimana, a Vicenza la polizia locale è presente con pattuglie e personale sia sulle strade che nella centrale operativa per rispondere alle richieste di intervento dei cittadini. Insomma, tutto è predisposto per fronteggiare il gelo. Bisognerà stringere i denti, anzi batterli ancora per qualche giorno. Poi febbraio se ne andrà portandosi via Buran e marzo scioglierà il ghiaccio. La primavera non è mai stata così lontana, eppure così vicina. Teniamo duro. Ancora a cronaca, un altro incidente sul lavoro dopo la morte di un operaio alle acciaierie Beltrame. Oggi un altro operaio è rimasto gravemente ferito ad Orgiano. Sentiamo. Quando di lavoro si vive, quando di lavoro si muore. Alle acciaierie Beltrame è ripresa solo oggi la produzione dopo la tragedia di giovedì scorso, quando un operaio ha perso la vita a 35 anni per l'esplosione di una tubatura. E mentre già domani è previsto uno sciopero di tutto il settore metalmeccanico della provincia di Vicenza, a Orgiano oggi capita l'ennesimo incidente. Un operaio straniero di 53 anni, poco dopo le 10, in un'azienda specializzata nella costruzione di radiatori e materiale di riscaldamento, è rimasto incastrato tra i rulli del nastro trasportatore. Sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia accaduto, ma a quanto pare l'uomo al momento dell'infortunio, a causa del freddo di questi giorni, avrebbe indossato una sciarpa e un lembo dell'indumento sarebbe finito nel macchinario trascinandolo. L'operaio ha rischiato lo strangolamento e ha perso i sensi. I colleghi, subito accorsi, hanno dato l'allarme. I medici del 118 hanno trasportato l'operaio in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Sul posto anche lo Spisal e i carabinieri, chiamati a far luce sull'ultimo incidente sul lavoro. Siamo alla politica, ultima settimana elettorale anche per il partito 10 volte meglio, che annuncia darà il proprio sostegno al nuovo governo a prescindere dallo schieramento politico. L'importante, sottolineano, siano in sintonia con i nostri obiettivi per l'Italia. Sentiamo. Noi abbiamo creato una squadra meravigliosa, di grande professionalità, non la terremo in panchina. Se qualcuno ci chiede e troveremo il modo, noi la schiereremo in campo. Punta alla governabilità del dopovoto il movimento 10 volte meglio e lo fa apertamente senza preclusioni se la richiesta di sostegno venisse sia dal centrodestra come dal Partito Democratico come dal Movimento 5 Stelle. Sostegno in cambio di un ruolo decisivo per il governo dell'Italia, tra gli ambiti dove la lista dei professionisti che vogliono cambiare l'Italia si sente particolarmente preparata. Sono il mondo dell'educazione, sono il mondo delle imprese, sono il mondo delle tecnologie. A chi vorrà noi metteremo a disposizione i nostri talenti, la nostra energia, la nostra voglia di persone che si affacciano per la prima volta alla politica. 10 volte meglio continua la sua corsa, che si concluderà domenica con le elezioni per rinnovo di Camera e Senato. Un partito nuovo ma con competenze e soprattutto esperienza da mettere al servizio del Paese nei molteplici campi, come ad esempio in agricoltura. L'agricoltura in Italia ha un enorme potenziale. Ho avuto dei trascorsi in altri settori come quello delle nocciole e credo che ci sia in tantissime regioni italiane, dal nord al sud, delle potenzialità enormi. Anche qui in Veneto può diventare, ad esempio, la nocciola un'alternativa per quello che è anche il mondo del prosecco, che oggi va benissimo. Ci vuole più coraggio, scegliere delle traiettorie, innovare, puntare alle tecnologie e avere coraggio. Il coraggio è uno dei vocaboli del programma di 10 volte meglio, che al centro mette i cittadini. È proprio lavorando su educazione e sulle imprese che noi pensiamo di ridare un futuro all'Italia, un futuro 10 volte meglio. E tra gli obiettivi dei candidati uno riguarda la rivoluzione tasse.
Le tasse vanno innanzitutto semplificate, nel senso di ridurre il numero di tasse. Semplificare significa minori costi per chi gestisce, quindi lo Stato, e minori costi anche per chi deve pagarle, quindi le imprese e quindi i cittadini. Noi crediamo si possono abbassare le tasse attraverso una rimodulazione della spesa pubblica, attraverso un intervento di efficientamento. Idee e prospettive condivise con tanti elettori in questi giorni che chiudono la campagna elettorale e tra queste la prospettiva di un Veneto autonomo. Io ho votato a favore, è un'assunzione di responsabilità, nel senso che si chiede più capacità di spesa a fronte di progetti e progettualità migliori. In questo senso, avanti con l'autonomia. A meno di una settimana dalle elezioni continuiamo la nostra carrellata sulle forze politiche e sui loro candidati. Il Partito del Popolo Romano è un partito che nasce peraltro 2 mesi fa qua in Veneto, a Scorsè, e mette al centro l'uomo, quello che è il valore dell'uomo, quindi il suo talento, i suoi principi, la sua capacità di essere numero uno eccellenza. Sorto in Veneto e presente in tutta Italia, il neonato Partito del Valore Umano si propone di rimettere la persona al centro nell'epoca dell'automazione e della tecnica. Per far ciò, sostiene il candidato al Senato Arnaldo Uccella, non si può prescindere dal sistema economico-finanziario. Per questo abbiamo pensato di creare una moneta complementare che funzioni come un titolo di credito per il talento. Grazie a quello che è il Trattato di Lisbona, articolo 128 A e B, noi possiamo emettere una moneta a credito, potenzialmente chiamata Stato moneta, tanto per essere chiaro, che ci permetterà di creare un reddito di dignità pari a 1.500 euro al mese, che genera quindi nell'ambito di microeconomia un progetto di sviluppo sociale. Io, creando servizi e dando la possibilità di acquistare o di mettere tutti sullo stesso livello, e qui quindi il valore umano della persona, tutti partono da una stessa possibilità, da una stessa capacità di potersi sviluppare. Soltanto la sovranità politica e monetaria, sostengono i militanti della nuova formazione politica, può consentire di abbattere le povertà e le disuguaglianze sociali, assicurando un medesimo punto di partenza ai cittadini affinché si possa far emergere il talento di tutti. Ma non parliamo di uscire dall'euro, la soluzione è una moneta parallela consentita dai trattati internazionali. Quindi se sono un bravo pittore, io magari partendo da 18 anni con questo contributo, io posso comprare la tela, aprire una pinacoteca, fare le mie opere e poi il valore, la mia capacità di essere eccellenza viene premiato. Questo genera lavoro, più lavoro vuol dire più contribuenti, più introiti per lo Stato. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Vi abbiamo raccontato di come nonna Irma fosse partita per il Kenya per aiutare i piccoli orfani. Ebbene, è arrivata ed ha cominciato la sua missione. Sentiamo. C'è posta per noi, le cartoline di nonna Irma. Eccola in Kenya, è arrivata e ha già incontrato i piccoli orfanelli della missione. L'avevamo lasciata con queste foto all'aeroporto dove con il suo trolley partiva, destinazione il suo sogno, quello di raggiungere i bambini in Africa, che aiuta da anni inviando denaro dalla sua casa di Noventa Vicentina. In pochi giorni gli scatti erano diventati virali, conquistando il web e raccogliendo migliaia di like. Non va in un villaggio turistico, servita e riverita, avvertiva con un post la nipote, ma raggiunge un villaggio di bambini in un orfanatrofio. Scatti postati sui social che trasmettono immediatamente la gioia di vivere di questa nonna di 93 anni che è diventata, suo malgrado, una web star. E oggi eccola qui in Africa, dove le comunicazioni sono difficili, e allora ha inviato un messaggio vocale a casa. Sto bene, il viaggio è stato lungo, ma sono già operativa e felice. Anche in Kenya, con la sua gioia di vivere, è diventata subito la nonna di tutti. Nella sua valigia ha portato pochi vestiti per lasciare spazio ad ago, filo, forbici e colla, con cui cucirà quella che è una sua specialità: scatole fatte con vecchie cartoline. In ogni scatola, per ogni bambino, metterà l'amore di un oggetto fatto a mano col sorriso. Nei prossimi giorni andrà a visitare il nuovo orfanatrofio, costruito in questi anni proprio con le offerte della comunità italiana e vicentina. Salutiamo nonna Irma col commento della nipote, che ha scritto:
credo che tutti noi dovremmo conservare sempre un pizzico di incoscienza per vivere e non per sopravvivere. Le suore lasciano le corsie dell'ospedale di Treviso, l'annuncio oggi pomeriggio da parte della direzione sanitaria. Nei prossimi giorni il saluto ufficiale delle sorelle di Santa Maria Bertilla, che da oltre 150 anni tra il San Leonardo e il Cafoncello hanno portato conforto e assistenza agli ammalati. L'ospedale di Treviso senza più le suore. Una situazione impensabile solo qualche anno fa, che invece dal 1° marzo sarà realtà. Dopo 166 anni si conclude l'impegno delle religiose Dorotee di Vicenza, prima tra le corsie del San Leonardo e poi del Cafoncello. L'età anagrafica e la carenza di vocazioni non permettono più di garantire la presenza delle suore infermiere. Un impegno iniziato nel 1852 e che nel tempo ha caratterizzato i reparti, a volte più ancora del relativo primario responsabile. Devozione, cura sia del corpo che dell'anima, le religiose sono entrate a buon titolo nella storia trevigiana. Non c'è famiglia che in quei momenti di dolore e di paura non abbia avuto vicino il conforto della suora, presenza discreta ma attenta sia all'ammalato che ai suoi cari. Da loro saltava fuori sempre una poltrona quando bisognava esserci anche la notte, così come dalle loro voci si capiva quando era il momento di terminare la visita per lasciare spazio agli infermieri. E nell'angoscia dell'emergenza era sempre la suora che alla fine ti rivolgevi aggrappandoti alla sua fede per non cadere nello sconforto. Nomi e volti che da giovedì non ci saranno più, ma che ricorderemo nell'immagine di Suor Maria Bertilla Boscardin, diventata la santa degli ammalati proprio tra i corridoi del San Leonardo. Quando toccò a lei giacere sul letto di dolore, con un sorriso disse alle sorelle che tutto è niente. Non sarà così per le suore Dorotee, per l'oltre secolo e mezzo di impegno quotidiano tra i reparti, che rimarrà per sempre nella millenaria storia dell'Ospedal Grando di Treviso. Prima di chiudere vi ricordo questa sera alle 21:15 c'è Ring. Titolo Vangelo, profughe, fascismi, ospiti Marco Nardin del Movimento 5 Stelle, Fausto Pozzobon, Liberi Uguali, per Paolo Baretta del PD, Giacomo Vendrame della CGL, da Venezia Renato Brunetta di Forza Italia. In collegamento da Trieste l'onorevole Massimiliano Federiga della Lega Nord e della Lega e Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste. E questa era l'ultima notizia, vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una giornata all'insegna di un cielo molto nuvoloso sulle nostre regioni, tuttavia senza piogge. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 27 febbraio. Sul Veneto cielo coperto sui settori centro-settentrionali della nostra regione, qualche spazio soleggiato invece altrove. Col passare delle ore si copre un po' ovunque, ma sempre senza fenomeni degni di nota. Vediamo anche le temperature, le minime risulteranno sotto zero tra -7 e -3 gradi, valori massimi invece compresi tra -1 e 1 grado. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata piuttosto grigia con il cielo che risulterà spesso coperto un po' ovunque ma senza altre conseguenze. Temperature minime molto fredde tra -6 e -4 gradi, valori massimi compresi tra -1 e 0 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Cielo coperto un po' su tutti i settori della nostra regione ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature minime risulteranno essere gelide, comprese tra -7 e -3 gradi, massime che invece non andranno oltre a 1 grado. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.